Signori, buonasera. Allora, vi presento qualcuno che penso non abbia, voi conosciate molto bene. Mario Merigo, laureato in lettere, diplomato in violino, musica corale, direzione di coro al Conservatorio Benedetto Marcello, perfezionato in direzione d'orchestra a Vienna. Oggi Mario è direttore d'orchestra, compositore, saggista, critico musicale del Gazzettino e anche, scusate, maestro di alcune signore di buona volontà. Molti di voi lo conoscerete benissimo e siete stati presenti ai suoi concerti nelle sale apolline, alle sue conferenze sull'opera lirica o su altri argomenti musicali, ma questa sera lo vediamo in una veste inedita, come autore di un romanzo che penso sia il primo romanzo che lui ha scritto, un bel romanzo che ha immediatamente ricevuto un premio. Infatti ha vinto all'interno del premio Prunola, che è un premio istituito per scoprire opere edite e inedite di qualità, ha ottenuto il premio speciale Giacomo Massarotto per opere di particolare originalità, che comportava appunto la pubblicazione del suo romanzo presso le edizioni Panda di Castelfranco Veneto. Spero che molti di voi abbiano visto questo romanzo. Intanto, per quelli che non l'hanno visto, ve lo mostro. Per scrivere questo romanzo Mario si è ispirato a una storia vera, la relazione amorosa tra Wilhelm Furtwängler e Luciana Frassati. Un amore poco conosciuto, anzi tenuto nascosto per decenni dalla stessa Frassati, che è morta nel 2007 all'età di 105 anni. Una ventina d'anni fa lei autorizzò la pubblicazione delle lettere scambiate appunto fra lei e il grande direttore. Adorata amica è una delle allocuzioni con cui Furtwängler si rivolge a Luciana. Chi era Luciana Frassati? Luciana era la figlia di Alfredo Frassati, giornalista, senatore del Regno, colui che trasformò la vecchia gazzetta piemontese nella Stampa, quindi diciamo il fondatore della Stampa di Torino. Sua madre era una pittrice, Adelaide Ametis, e suo fratello era Pier Giorgio Frassati, un giovane che morì appunto molto giovane e fu poi beatificato dalla Chiesa Cattolica, e che era la madre del giornalista Jaska Wronski, che probabilmente tutti voi avrete conosciuto. Bella, brillante, affascinante, laureata a 21 anni, a 23 anni si sposò con Jan Gawronski, ambasciatore polacco a Vienna poi nel 1938, da cui ebbe 6 figli. Frequentò il bel mondo, conobbe scrittori, musicisti, diplomatici, uomini politici. Fra questi uomini, molti dei quali furono affascinati da lei, dalla sua grazia, dalla sua bellezza, dalla sua cultura, ci fu anche Arturo Toscanini, amico di famiglia, che la conobbe fin da piccola e che aveva con lei un rapporto paterno, anche se una volta diventata adulta, per dir la verità, la sua ammirazione forse non era poi così completamente paterna. Tra il 1937 e il 1938 Luciana ebbe una relazione amorosa, non si sa quanto intima, con il maestro Furtwängler. Nel 1938, dopo l'annessione dell'Austria alla Germania, Luciana raggiunse il marito in Polonia e i due non si vedranno mai più. Durante la guerra, Luciana, forte del suo status di moglie di ambasciatore, delle sue numerose conoscenze, riuscì ad aiutare molti profughi
perseguitati politici, ebrei, e per farli fuggire o per nascondersi. Wilhelm Furtwängler fu uno dei più grandi direttori di orchestra del XX secolo. Figlio di un archeologo e di una pittrice, studiò pianoforte e composizione e debuttò a 20 anni nella direzione d'orchestra. Ricoprì incarichi a Monaco, sua città natale, a Lubecca, Vienna, Francoforte, e divenne direttore del Festival di Salisburgo e di Bayreuth e nel 1922 direttore stabile dell'orchestra di Lipsia e infine direttore dei Berliner Philharmoniker, che diresse fino al 1945. I suoi autori preferiti furono Beethoven prima di tutti, poi Wagner, Brahms, Bruckner, ma anche autori più moderni come Schoenberg. Come compositore le sue opere più conosciute sono la Sinfonia numero 2 in Mi minore, il Symphony Concert e l'incompiuta Sinfonia numero 3 in Do diesis minore. Ora sentiamo una descrizione di questo personaggio. Figlio di un archeologo tedesco, Guglielmo credeva che l'essenza di ogni atto creativo potesse essere colta solo da un atto altrettanto intuitivo e mistico. Aveva fatto così della propria arte direttoriale l'emblema di un'esperienza unica e irripetibile di conoscenza dell'assoluto. Il problema dell'esecuzione musicale era stato da sempre al centro della sua riflessione filosofica. Riteneva che l'interprete, avendo sotto gli occhi soprattutto i particolari dell'opera, per giungere alla totalità non potesse limitarsi a saldarne i singoli pezzi, ma li dovesse rifondere, ricreando il caos primordiale. Alto, occhi azzurri splendenti e sognanti, la fronte spaziosa e una stempiatura che il tempo aveva sempre più accentuato, Guglielmo nascondeva in sé qualcosa di inespresso. Sembrava avere ogni meritato riconoscimento, fama e successo, eppure non era del tutto appagato. C'era in lui un tormento inconfessato, come si trovasse un punto fermo della sua esistenza e attendesse il momento per imprimere una svolta alla sua vita, per rinnovarla e darle quel senso che sembrava aver perduto. Cercava qualcuno e qualcosa per cui valesse la pena di lottare ancora, di continuare la propria battaglia di civiltà. Aveva 51 anni e il suo lucido delirio dionisiaco si alimentava ancora di vibranti bagliori romantici. Molto conflittuali e controversi furono i suoi rapporti con il regime nazista. Quando nel 1934 gli fu proibito di dirigere un'opera di Paul Hindemith, considerato dal regime un musicista degenerato, Furtwängler per protesta diede le dimissioni da direttore dell'Opera di Berlino. Poi però, quando nel 1936 gli venne offerto il posto di direttore presso la New York Philharmonic Orchestra, pare ad opera dello stesso Toscanini, che voleva allontanare il più giovane collega dalle insidie del regime, Goebbels fece sapere che Furtwängler avrebbe ripreso il suo posto all'Opera di Berlino e Furtwängler confermò, cosa che lo fece apparire agli americani come sostenitore del regime. Furtwängler ricevette molte onorificenze dal regime e fu considerato dai nazisti come un artista fondamentale per la cultura tedesca, anche se non era iscritto al partito. In cambio diresse vari concerti, tra i quali i maestri cantori di Norimberga, per il compleanno di Hitler. In realtà egli non si considerava un nazista, ma amava la cultura tedesca e cercava di sostenerla in ogni modo una fede incrollabile nell'arte tedesca. E pagò un prezzo carissimo per non essersi saputo allontanare dal regime nazista. I suoi rapporti con questo furono di guerra psicologica. A ogni suo tentativo di ribellione, di staccarsene, i nazisti mostravano di preferirgli il prodigioso Chiron,
il direttore preferito di Hitler, e così Furtwängler, punzecchiato nel suo punto debole, cedeva. Furtwängler quindi compì una scelta opposta a quella di Toscanini, che era emigrato in America per non sottostare al regime fascista. La rottura tra i due avvenne proprio nel 1937 a Salisburgo, quando Toscanini quasi gli impose di scegliere tra Salisburgo e Bayreuth, mentre Furtwängler accusò il maestro italiano di non capire che per un musicista non esistono paesi occupati o liberi, perché gli uomini sono liberi là dove si suona la musica di Wagner e di Beethoven. I due uomini erano diversi anche nel modo di leggere la musica e di dirigere, come ammette il protagonista del romanzo di Mario, il quale accusa il pubblico di entusiasmarsi allo stesso modo per due interpretazioni del tutto diverse delle sinfonie di Beethoven, la sua e quella di un altro direttore, l'allusione chiaramente a Toscanini, che ne dà una lettura opposta allo spirito stesso del grande compositore. Lo spirito del tedesco è diverso da quello del direttore italiano, il suono, il fraseggio, persino i gesti sono diversi, ma di questo ci parlerà con molta maggiore competenza Mario. Una sera umida e afosa, con le pietre delle calli bagnate come se avesse appena piovuto, si recarono ad ascoltare Arturo Toscanini al Teatro La Fenice. Fu un concerto particolarmente emozionante. Il programma comprendeva, tra l'altro, la quinta sinfonia di Beethoven, la Sinfonia del Destino, in cui la dialettica kantiana degli opposti trova la sua massima concisione ed essenzialità. L'istinto negativo della materia si scontra con la razionalità della forma e Toscanini ne dava una lettura quasi barbarica e violenta, accentuando gli aspetti più primitivi e oscuri. Aveva un gesto sobrio, utilizzava prevalentemente la mano destra, con un movimento laterale che richiamava la cavata di violoncello, il suo strumento. La mano sinistra spesso non si muoveva. Per diversi aspetti aveva rivoluzionato la direzione d'orchestra del suo tempo, facendo propri quegli insegnamenti wagneriani che avevano influenzato anche Mahler. Da un lato il rigoroso approccio esecutivo, il rispetto della partitura, nessun arbitrio concesso ai cantanti, la cura del dettaglio, le prove accurate e la puntuale concentrazione. Dall'altro il rispetto preteso dal pubblico con la sala immersa nell'oscurità, l'orchestra nell'opera calata nel golfo mistico, il silenzio quale condizione indispensabile per l'ascolto, nessuna interruzione per i bis, nessun ritardatario ammesso in sala. Il momento esecutivo, dunque, come celebrazione di un rito laico. La sua non era mai una semplice e pedissequa lettura del testo. Correzioni e segni sulle partiture e sui materiali orchestrali utilizzati testimoniavano una fede incondizionata nell'intervento irrinunciabile dell'interprete, medium tra compositore e pubblico. Sapeva bilanciare sapientemente tradizione italiana, repertorio tedesco e novità internazionali. Fin qui la storia. Alla vicenda, di cui in realtà sappiamo poco, si ispira Mario per costruire una trama che intreccia la grande storia con le piccole storie individuali, in specie il rapporto fra Guglielmo e Luciana, la relazione fra Giulia, amica di Luciana, e Philipp. Luciana a Vienna conosce dopo un concerto il grande direttore d'orchestra tedesco, che nel romanzo prende il nome di Guglielmo. Questi si innamora immediatamente di lei, mentre lei si lascia trascinare dall'ammirazione e dalla passione di lui, che la coinvolge e la fa innamorare a sua volta. I loro incontri sono pochi, distanziati tra loro. Durante le loro separazioni, però, Guglielmo spedisce a Luciana lettere infuocate, che firma appunto
con il nome italiano di Guglielmo. L'adozione del nome italiano al posto di quello tedesco non rispetta solo la scelta del maestro, che intendeva accogliere la lingua dell'amata, ma offre a Mario una maggiore libertà nella costruzione del personaggio. Mario infatti attribuisce al suo personaggio pensieri e gesti che non sempre riflettono la realtà storica del direttore Wilhelm Furtwängler. Guglielmo decide infatti di riscattarsi dalle sue non scelte politiche, dal suo rinchiudersi nella torre d'avorio della musica, e attribuisce questa conversione all'amore per Luciana, che lo porta a decidere di abbandonare la Germania e di staccarsi dal nazismo. La decisione di Guglielmo rappresenta non solo una palingenesi politica, ma anche artistica, perché il maestro tedesco ritiene che, libero dai condizionamenti e con Luciana accanto, sarà capace di esprimersi degnamente attraverso le sue composizioni, offrendo, cito, un contributo alla ricostruzione di un'umanità rigenerata. Non sarà così. Dopo un incontro a Bad Gastein, dove i due innamorati riescono a scambiarsi un bacio, Guglielmo chiede a Luciana di lasciare il marito e di andare a stare con lui a Vienna. Luciana sembra decisa a compiere questo passo, ma la grande storia si intrometterà nelle loro vite e deciderà al posto loro. Qualche tempo dopo Guglielmo muore e Mario attribuisce la sua morte alla disperazione per la fine del suo amore. Wilhelm Furtwängler invece visse fino al 1954. Durante le prove dell'Anello del Nibelungo e delle recite che seguirono, pare a tutti però che il maestro avesse qualcosa di insolito e di diverso. Il suo sguardo era quanto mai estatico, sognante, e gli abbandoni melodici si nutrivano di un inedito fervore lirico. Non era cambiato nulla sotto il profilo dell'impianto drammaturgico o della concezione interpretativa, di scultorea, epica, grecità, ma il suono era diverso, vibrava di straordinaria luminescenza. Nel risveglio di Brunhilde, baciata da Siegfried, Guglielmo insistette perché i legni, gli ottoni e le arpe, impiegati a blocchi circoscritti, creassero un'esaltante spazialità. La luce, parco di parole ripeteva all'orchestra, stendendo le lunghe braccia imploranti. Invano i musicisti avrebbero atteso un suggerimento tecnico. Eppure il solenne risveglio della Valchiria, il suo ritorno alla visione della terra e del cielo, aveva tutto il seducente fascino di un'evocazione primordiale, e l'abbraccio appassionato che la congiungeva a Siegfried era di un'estasi infinita. Ogni sera Guglielmo diresse per Luciana, comunicandole con la musica tutto quello che non osava scriverle. Come sarebbe stato bello se presto avesse potuto dirle apertamente ciò che provava. Per il momento il pubblico rimaneva l'inconsapevole testimone delle sue più intime confessioni, godendo di esecuzioni di assoluta verità espressiva. Ora vediamo anche il turbamento di Luciana. Qui era il turbamento di Guglielmo, e adesso vediamo il turbamento di Luciana. La sua mente era confusa, avvolta da una nebbia che andava rarefatta. Non sapeva se piangere o gioire. Immagini tetre e oscure fugacemente lasciavano il posto al lieto pensiero di un'altra vita possibile, delineata dalle mani di Guglielmo, che sapevano scolpire nel buio magiche cattedrali sonore che non si dispiegavano nello spazio, ma nel tempo. Una folgore aveva squarciato il gelo silente che da troppo tempo la opprimeva.
quell'incontro l'aveva convinta che la sua favola più bella doveva ancora essere narrata. Sentì che era giunto il momento di dare un segno concreto a Guglielmo. Doveva rispondergli. E finalmente inviò la fotografia tanto attesa. Nell'immagine prescelta l'aristocratico volto di Luciana appariva in tutta la sua bellezza, illuminato da un radioso sorriso e dai vivaci occhi neri. Nel foglio che accompagnava il ritratto, la giovane donna ringraziava il maestro per quel mondo di incanto che le aveva svelato e lo assicurava che si sarebbero presto rivisti a Salisburgo in occasione del festival estivo. Guglielmo provò una gioia indescrivibile nel ricevere la fotografia di Luciana. Poteva rivederla, toccarla, guardare il suo sguardo profondo e sincero. Questa volta poteva lasciare Berlino con il cuore colmo di rinnovata speranza. E le angustie che negli ultimi anni lo avevano sempre più tormentato si sarebbero, se non definitivamente, in parte placate. Accanto alla relazione amorosa tra Guglielmo e Luciana nasce e si consuma la passione fra Giulia, quarantenne amica di Luciana, e il 22enne caporale Philip. Giulia, per amore di Philip, abbandona il marito e va a vivere con il giovane amante, ma la loro storia è destinata a finire tragicamente. Attorno alle due coppie gravitano altri personaggi, non meno importanti, come il grande maestro italiano Toscanini, che ammira ed è forse attratto dalla giovane Luciana, nonostante la grande differenza di età, rendendo Guglielmo geloso dell'ammirazione che Luciana tributa al maestro italiano. Il medico Stendhal, anche egli attratto da Luciana. La moglie Emma, costretta a tenere costantemente d'occhio il marito per via delle sue frequenti scappatelle. E Carlo, giornalista e marito ambizioso ed egoista di Giulia. A mio parere, il libro è giocato molto su contrapposizioni e sintonie, antitesi e consonanze. L'amore adulterino, ma basato su una profonda intesa spirituale e una comune ricerca estetica di Luciana e Guglielmo, si contrappone a quello sensuale e privo di qualsiasi comunanza di interessi, almeno in apparenza, di Giulia e Philip, e anche alla relazione puramente fisica di Stendhal con la paesana Margaretti. La visione musicale e politica di Toscanini si oppone a quella di Guglielmo. Contemporaneamente però vi sono anche queste che io chiamo fusioni o sintonie, come per esempio la vicinanza spirituale tra Guglielmo e Luciana, l'amore di Guglielmo per la musica e la natura, che fa sì che queste due forze dirompenti si fondano in lui in un'unica armonia. E infine, al di là delle opposizioni e delle fusioni, vi è la ricerca perenne, la tensione dell'essere umano verso ciò che non può raggiungere e che da parte del maestro tedesco si configura nella ricerca della purezza e dell'innocenza originaria che Guglielmo, per un attimo, pensa di ritrovare nel suo amore per Luciana. Di buon mattino, per non incontrare nessuno, Guglielmo uscì per fare una lunga passeggiata, inoltrandosi nel fitto bosco che ricopre le pendici dello Studner Kogel. Camminò per circa una ventina di minuti seguendo un ripido sentiero, stretto e fangoso. Mentre si inerpicava con fatica, cercando di aiutarsi il meno possibile con le mani per non offenderle, Guglielmo sentiva lo scarpone affondare in una viscosa poltiglia che rendeva ancor più difficile la salita. Si riverberava tutto intorno, mescolandosi al fremire delle cicale, il rumore di un rigoglioso torrente che sembrava uno strumento di pietre
percosse dall'acqua con sapiente abilità. Ogni tanto Guglielmo si voltava e osservava i monti alle sue spalle, fatti di terra e quasi privi di roccia, che illuminati dal sole offrivano una variazione incantevole di verde, da quello dei prati a quello delle foglie d'acei, faggi e abeti. E il verde arrivava fin sulle cime, che sembravano così tutte più facilmente raggiungibili. Da vicino i colori si moltiplicavano e il lilla, il giallo, il viola si facevano spazio tra le erbe più diverse. In uno specchio d'acqua più a valle si riflettevano gli alberi di sotto, che si coloravano così di tinte scure e ondeggianti. All'improvviso scoppiò un temporale. Ancora una volta la natura dava manifestazione istantanea della sua forza irrefrenabile. L'acqua cominciò a scorrere sempre più impetuosa e anche le pietre più scure che disegnavano l'eventuale percorso di piena del torrente cominciarono a bagnarsi. Dietro spesse nuvole bluastre si scorgeva comunque il sole e Guglielmo, fiducioso, attese che tornasse a splendere, trovando riparo sotto una tettoia costruita accanto a un vecchio faggio rugoso ricoperto di muschio. Si sedette su una cascata di legna che, inumidita dal terreno, sprigionava un inconfondibile odore mescolato all'aroma dei pini. Mia cara, adorata, come potrebbe l'amore, l'eterno vivente, in me morire? Così come l'amore di Tristano è immortale, tale è il mio, e l'ineffabile felicità che prova chi ama non è che la perenne espiazione dell'uomo alla purezza e all'innocenza originaria. Quell'innocenza originaria che grazie a lei ho ritrovato. Il sempre suo Guglielmo. Scrisse queste righe su un foglio di carta intestata dell'albergo che aveva portato con sé. Lo ripiegò con cura, proteggendolo dentro un quaderno di appunti, ripromettendosi di spedirlo al rientro. Intanto il breve temporale estivo era passato. Nella terra bagnata le scarpe di Guglielmo affondavano mollemente, mentre alcune gocce residue scendevano dagli alberi, rinfrescando la sua nuca scoperta. La momentanea rottura dell'equilibrio della natura aveva come sempre portato a una nuova ricomposizione, alla generazione di nuove forme, secondo quella progressione infinita che regola l'immanente unità dei fenomeni tutti. Mentre si accingeva a ripercorrere la strada a ritroso, avviandosi verso l'Hotel Europa, il maestro sfogliò mentalmente la partitura della Passione secondo Matteo di Bach, che avrebbe dovuto eseguire negli imminenti concerti. Come avrebbe potuto riprodurre quella musica antica con fedeltà oggettiva? Anche ricostruendo un suono autentico, infatti, sarebbe stato comunque impossibile ricostruire la coscienza di un'epoca passata. L'orecchio di un pubblico moderno avrebbe inevitabilmente fruito diversamente di quella musica, perché le condizioni spirituali e psicologiche individuali mutano in ogni istante. Intuiva pertanto che il suo scopo non poteva che essere quello di individuare quanto di sovratemporale esiste nell'opera monumentale di Bach per renderla attuale grazie a una ricreazione emotiva, quasi a ritrovare l'immagine del proprio volto riflessa nello specchio del passato. Nel racconto di Matteo, nel suo tono commosso e pacato, nelle ampie pause meditative, avvertiva tutto il senso profondo dell'attesa che alla fine avrebbe condotto alla redenzione finale. Salendo i gradini dell'Hotel Europa, il maestro avvertì nell'aria un profumo inconfondibile, una miscela di essenze ed agrumi che gli procurarono un'emozione intensa. Fin da bambino aveva sviluppato una particolare finezza olfattiva. I monti, i laghi, il mare delle isole greche erano stati per lui un tripudio di suoni, colori e odori che aveva imparato a distinguere e riconoscere. Varcando la grande porta a vetri dell'albergo, vide davanti a sé, di spalle,
una figura femminile dal nobile e inconfondibile portamento. La giovane donna si volse, quasi attratta da un irresistibile richiamo. Era Luciana, appena giunta a Wittgenstein in compagnia del marito. Indossava un cappellino grigio perla che poggiava sul lato destro, rendendo ancora più seducente lo sguardo. Mai era parsa più bella, quasi fosse una divinità. Guglielmo avrebbe voluto abbracciarla, stringerla a sé con appassionato trasporto e baciarla tutta. A fatica frenò tutto il suo slancio, trattenne il suo immediato e travolgente entusiasmo. La salutò con formale calore, baciandole la mano. Adesso io vorrei rivolgere alcune domande a Mario. Dunque, cosa ti ha ispirato a scrivere un romanzo su questa storia, questa inedita storia, questa relazione tra Luciana Frassati e Ferdinand? Sì, rispondo subito, però prima mi avete talmente emozionato, commosso, che vi devo ringraziare Anna Vera Sullam, la professoressa Anna Vera Sullam, che conoscete tutti, e devo ringraziare anche l'attrice Cecilia La Monaca, perché mi ha emozionato con la sua voce, altri suoni, altre sfumature lette così, insomma. Paiono anche a me più belle. Allora, finisco, scusate, ti rispondo subito i ringraziamenti. Allora, a voi per la vostra partecipazione, al pubblico, ma c'è anche l'editore Andrea Tralli della Panda Edizioni. Devo ringraziare anche l'editore, perché senza un editore non ci sarebbe la pubblicazione di un libro, e sapete che oggi non è facile fare questo lavoro, quindi chi ha il coraggio, la forza di portare avanti ancora questo nobile appunto lavoro merita insomma tutta la nostra riconoscenza. Poi, prima di dimenticarmi, perché poi alla fine so che rischio di fare magari una brutta figura, devo ringraziare anche Roberto Susberg, che mi ha concesso il suo acquarello della cascata di Wittgenstein, che abbiamo allora messo nella copertina. Eccolo qua, l'editore lo vedete lì con il cavalletto, dietro il cavalletto. Poi naturalmente sapete, questo è il primo appuntamento dell'Università Popolare, dell'anno accademico dell'Università Popolare, che devo ringraziare, quindi il Presidente dell'Università Popolare, Carlo Montanaro, Sandro Maniscato, che è il segretario che ho visto, eccolo lì, e ovviamente l'Ateneo Veneto, quindi la Presidenza, il Segretario Generale e l'Ufficio Stampa, che gentilmente insomma, ci danno l'opportunità di essere in questo spazio che è incantevole e che mi fa davvero molto molto onore. Allora, non sfuggo alla domanda, e come è stato poi detto in maniera molto molto precisa ed efficace dalla professoressa, erano uscite un po' di tempo fa queste lettere e avevo avuto la possibilità di leggerle, e naturalmente mi avevano colpito perché rappresentavano un aspetto inedito della vita di questo grande direttore, che non conoscevo come sotto questo profilo, non conoscevo questa relazione, questo amore, e le avevo tenute lì, le avevo conservate. Poi da tempo meditavo di scrivere un testo che in qualche modo mi consentisse ovviamente di esprimere alcune mie opinioni sull'interpretazione musicale, sulla direzione d'orchestra, e da tempo pensavo ma potrebbe essere un trattato, potrebbe essere... Poi ho detto ma no, insomma ne esistono talmente tanti, poi non potrei aggiungere nulla di nuovo, ma forse inventando una storia con un direttore protagonista, quindi una vicenda anche sentimentale di un certo tipo, ambientandola storicamente, potevo permettermi il lusso di far dire al mio personaggio, che nel libro non chiamo mai Wilhelm Furtwängler naturalmente, chiamo semplicemente Guglielmo, dopo che avete scritto che mi sono ispirato a queste due figure realmente esistite, ma come è stato osservato prima, la vicenda poi ha un altro epilogo. Il direttore muore diversamente dalla realtà, diciamo così, e quindi
all'inizio mi sono ispirato a fatti puramente storici e poi da lì, come a volte credo capiti, per me è il primo romanzo, quindi parlo di questa esperienza letteraria, i personaggi hanno come una loro vita, quindi quando uno comincia a raccontarli poi sembra quasi che vadano avanti per i loro binari e tu sei quasi costretto a scrivere la loro storia, e quindi la storia andava in una direzione che non era la biografia, diciamo così, e io ho assecondato quella direzione. Semplicemente però quello che mettevo in bocca ai protagonisti, in particolar modo al protagonista maschile, essendo un musicista, era evidentemente qualcosa che io ritenevo lui potesse dire secondo quel principio che chiamiamo di verosimiglianza, insomma, quindi sicuramente avrebbe potuto dire quelle cose, magari forse non le avrà dette esattamente con quelle parole in quel modo, ma in qualche modo si possono anche attribuire a lui di fatto, ecco. E poi per gli altri personaggi ovviamente sono andato così di pura fantasia. Dopo alcuni mi dicono: ma ti sei ispirato a qualcuno che davvero conosci? Almeno io parlo per me. È chiaro che quando si racconta il carattere di una persona, di un personaggio, si pensa a volte sì a qualcuno che si è conosciuto, anche forse per coerenza narrativa, quindi quando descrivo alcuni personaggi per coerenza narrativa dentro di me posso anche riferirmi a determinate caratteristiche di persone che posso anche aver conosciuto, però ripeto, l'ambientazione, la fine degli anni 30, l'epoca insomma in cui si svolge la vicenda, portano comunque a far ragionare, a muovere i personaggi in una certa maniera, quindi c'è stato un po' anche un lavoro di ricostruzione storica, perché dovevo dire determinate cose, ma effettivamente possibili, appunto come ho detto prima, secondo un principio di verosimiglianza, quindi alla fine degli anni 30 ho dovuto un po' anche i rapporti, certamente, il linguaggio stesso, insomma, che usano questi personaggi sono tutte cose tipiche, secondo me, perlomeno di quell'epoca, di un modo di esprimersi in un certo contesto sociale anche. Infatti Guglielmo si rivolge, insomma, andando sempre del lei a Luciano fin quasi alla fine, insomma, ecco, della loro relazione, ed è così anche nelle lettere. Poi devo dire anche un'altra cosa, ho voluto io italianizzare il nome Guglielmo, cioè nelle mie lettere lui si firma Guglielmo proprio per questa vicinanza che la professoressa Sulla sottolineava. Nella realtà nelle lettere lui firma con il suo nome in tedesco. Io mi sono preso anche questa libertà di voler vedere questa vicinanza tra i due anche con il fatto che appunto si firmasse con il nome in italiano. E quindi insomma a un certo punto mi sono messo a scrivere questa storia e poi insomma, come ho detto prima, sembrava che volesse andare in una direzione, io l'ho assecondata, l'ho portata fino alla fine e è nato questo romanzo. Senti, lei poi hai già risposto, ma la mia curiosità era anche se nella vicenda tra Giulia e Philip c'era qualche ricordo di qualche evento di cronaca oppure di qualche, perché è una vicenda che non svegliamo ma sì, che è molto particolare, e quindi se ti è ispirato lo stesso a qualche cosa di reale. Sì, come veniva giustamente osservato, ci sono quasi due vicende, no? Che rappresentano anche due aspetti dell'umanità. I due protagonisti, forse questo anche ne avevamo parlato una volta, i due protagonisti, essendomi io ispirato a due personaggi storici, rappresentano valori ideali alti. Ecco, però la nostra vita non è fatta solamente di alti valori o di persone che incarnano quei valori. La nostra società è fatta anche di personaggi che hanno valori molto più semplici, più comuni o forse nemmeno così nobili, e quindi ho pensato a Giulia e a Philip, e all'inizio ho pensato per questa vicenda, naturalmente c'è questa distanza d'età tra i due e quindi in qualche modo insomma anche questo insomma si trova anche in altri romanzi che parlano anche mi veniva in mente adesso su questo discorso dell'età e del militare. È chiaro che dentro di me vengono in mente un sacco di romanzi, viene in mente, non so, anche Senso, vengono in mente tante cose, però poi in realtà l'evoluzione della storia è di totale fantasia, devo dire la verità, quella di totale fantasia.
un certo punto è venuta da sé quella vicenda e così l'ho raccontata, senza nessun riferimento ad un fatto realmente accaduto. Sì. È nata così e io l'ho assecondata. Senti, puoi spiegarci la differenza tra la visione musicale e quindi la direzione d'orchestra di Toscanini e quella di Furtwängler? Allora, in due parole, non è semplicissimo, però effettivamente nel romanzo ho cercato, insomma, mi sono sforzato e ho cercato pur nel racconto, nella narrazione, di evidenziare le due figure, le due diverse personalità. Da un lato certamente c'è questa visione politica che li contrappone, nel senso che nel caso di Toscanini l'arte ma anche l'impegno civile devono in qualche modo coincidere, mentre come veniva osservato anche prima non è così per Furtwängler che non abbandonerà mai il suo paese. Io nel mio romanzo ipotizzo questa possibilità di abbandono legato alla relazione con Luciana, ma è una mia tesi naturalmente, che è una tesi non musicologica, ben si intende, questo è un romanzo, quindi tutte le tesi che io sostengo, tra virgolette, sono pura fantasia, è un'esigenza narrativa sostanzialmente. Ecco, quindi io ho voluto vedere in questo possibile rapporto un riscatto che poi in realtà non ci fu, ecco. Mentre sappiamo benissimo che Toscanini invece a un certo punto se ne va dall'Italia e va negli Stati Uniti, quindi fa una scelta di impegno politico, una scelta molto precisa. Per quanto riguarda poi la direzione d'orchestra, ho fatto vedere all'inizio quelle immagini che ho fatto vedere appunto prima che iniziasse la nostra conversazione, erano relative ad un concerto ovviamente degli anni 50. Nel mio romanzo l'ho fatto morire prima in realtà il protagonista, ma invece Furtwängler vive fino al 54, come era stato detto, e quindi le immagini che noi abbiamo sono immagini tarde. Quello era il poema di Richard Strauss, Die Eulenspiegel, e lì si vedeva chiaramente anche allora innanzitutto aveva un'altezza diversa, era allontanato, era molto alto Furtwängler e dirigeva con questa schiena arcuata, con questa posizione un po' con la testa all'indietro, un po' ciondolante. Tutto il contrario della postura di Toscanini, che era più piccola, era tutto molto più ritmico, preciso, con un gesto molto più chiaro, se vogliamo, per quanto riguarda l'orchestra, che in maniera molto definita capiva dove era battere, dove era levare, mentre di Furtwängler si diceva appunto che bisognava saper cogliere ironicamente il preciso bottone della camicia per poi attaccare tutti assieme, perché il suo gesto appunto non era così chiaro, ma in realtà chiaro era il suo pensiero musicale e quello che voleva comunicare anche con un gesto così diverso. E naturalmente poi Furtwängler, soprattutto dal suo punto di vista, riteneva di incarnare la tradizione tedesca, e quindi che il suo Beethoven fosse assolutamente quello puro, quello corretto, e quindi che le sinfonie appunto di Beethoven dirette da Toscanini fossero assolutamente traditrici, non legate all'autentico spirito tedesco. Ma in realtà poi ci sono anche molte più vicinanze rispetto, perché la loro fu una rivalità sia artistica e poi in questo caso, almeno da queste lettere e da questa storia che un po' racconto romanzandola, anche legata alla figura di questa donna, cioè Luciana Frassati, perché Furtwängler fu effettivamente geloso di Toscanini. Toscanini era comunque ben più vecchio di Furtwängler, e quindi appunto come Anna Vera sottolineava era sostanzialmente un padre per Luciana, però siccome era un uomo insomma che amava le donne e non badava all'età, Furtwängler era molto geloso, e quindi ci fu anche appunto una gelosia sentimentale. Però in realtà sono, dicevo, molto più vicini, perché di solito si pensa a Toscanini, il rigore, la partitura eseguita assolutamente così come è stata scritta, il segno del compositore deve essere rispettato come fosse un testo sacro, mentre Furtwängler no, Furtwängler si permette delle oscillazioni di tempo, delle libertà. Ecco, in realtà non è così, perché se uno va a guardare
le partiture originali di Toscanini, si rende conto che Toscanini si permette tranquillamente di cancellare i segni degli autori, di cambiare liberamente, però la fama che è legata a lui è quella di colui che esegue i testi così come sono stati scritti, senza toccare assolutamente nulla. Però, come sapete, appunto, quel che ci arriva è quello che poi noi ripetiamo e continuiamo a ribadire, magari senza andare a controllare le fonti. Ciò non toglie, insomma, che avevano due caratteri molto diversi, tanto collerico era Toscanini, mentre Furtwängler aveva un altro approccio con l'orchestra, questo sicuramente, ma questo riguarda sempre la direzione dell'orchestra, cioè i direttori possiamo insomma anche dividerli in queste due categorie, e anche se adesso non è più di moda, insomma la corrente toscaniniana, devo dire che questo tipo di rigore che aveva lui non sarebbe possibile adesso, ecco, non è che sapete che Toscanini insomma colpì anche un violinista con la bacchetta, e il caso volle che si ruppe poi l'archetto del violinista, che lo colpì nell'occhio e ebbe anche una causa civile. Insomma, ecco, oggi è chiaro che una cosa del genere non sarebbe possibile. Poi il giudice lo assolse perché in questo sacro furore naturalmente artistico non era condannabile, ma ripeto, al giorno d'oggi sarebbe inconcepibile una cosa del genere, o tutte le offese, insomma le minacce, che ci sono le registrazioni da ascoltare. Sì. Quindi questo tipo di approccio non è oggi concepibile. Ovviamente erano anche diverse le orchestre di allora, tante volte insomma il povero Toscanini si trovava ovviamente assieme lui dei musicisti che non erano tutti così grandi professionisti, per cui ci voleva qualcuno che in qualche modo li sistemasse. Diverso dal carattere di Furtwängler, che non arrivava mai allo scontro, e poi appunto ci sono i direttori che parlano, che spiegano, che vogliono dare tutto nel dettaglio anche con le parole, ve ne sono altri che parlano poco e cercano di comunicare tutto solo con il gesto. E come in qualche modo è stato, mi pare, letto anche prima, era parco di parole, usava pochissime parole e cercava appunto invece con la sua. Si dice anche che il suono, per esempio, dei Berliner, quando Furtwängler non era sul podio, ma una volta solamente entrando dal fondo della sala con un altro direttore che non stava facendo nulla di eccezionale, improvvisamente la sua sola presenza cambiò il suono dei musicisti, ma è possibilissimo, insomma, è una persona di tale carisma e posso ben immaginare che solo vederlo arrivare avesse immediatamente destato un'attenzione e una cura in tutti gli esecutori, che si può sentire davvero totalmente diverso il suono di un'orchestra improvvisamente. Tale era il suo carisma, ovviamente, la sua è una personalità non comune, e tanto nel lavoro quanto poi anche nella vita e nella seduzione quotidiana, perché a Luciana scrisse queste lettere d'amore molto molto belle. Io le invento in qualche modo, nel senso che le ho lette e dopo le ho insomma rielaborate e riscritte in maniera funzionale. No, perché poi a livello funzionale, siccome le ho collocate in alcuni momenti, mi sono divertito sempre tramite queste lettere, tramite Furtwängler, a scrivere anche delle che non ho mai scritto in vita mia, e le ho scritte, perché chi mai scrive una lettera d'amore al giorno d'oggi, giusto? E allora mi sono divertito, non più di una insomma, attribuendole interamente a Furtwängler. Una tradizione letterale. Allora, non è una tradizione letterale perché, ripeto, poi per un discorso funzionale del racconto mi servivano alcune lettere in alcuni momenti e quindi le ho adattate e riscritte rendendole insomma funzionali a quello che mi serviva in quel preciso momento, anche perché appunto così in questa maniera mi sono potuto permettere di scrivere, perché altrimenti se le avessi scritte così semplicemente non sarebbero piaciute, non sarebbero state criticate, invece ho messo così, le ha scritte lui alla fine degli anni 30 e sono possibili. E sempre secondo quel discorso della verosimiglianza, insomma, è verosimile che, però ripeto, l'intestazione Adorata amica naturalmente è originale, anche se pur sempre è una traduzione dal tedesco. E
E poi cos'altro dire? Cosa mi avevi sottoposto? Vorrei sapere, forse è una domanda un po' ingenua, ma a quale dei due direttori tu ti senti come direttore dell'orchestra più vicino? Non so se sia una domanda così un po' assurda. No, è una domanda assolutamente lecita. Ovviamente se ho scritto di entrambi, ho fatto in modo che entrambi figurassero nel romanzo, evidentemente ci sono caratteristiche dell'uno e dell'altro che mi piacciono, e quindi altrimenti non li avrei fatti, non sarebbero stati entrambi presenti in questo racconto. Vuol dire che evidentemente li amo entrambi per le loro qualità. Dipende anche, certo, sì, sicuramente, però ripeto, forse la musica tedesca può essere più Wendler, la interpreti, non so, in modo migliore di Toscanini, che forse era più adatto all'opera italiana. Beh, naturalmente italiani, sì, più di tanto sì, hanno repertori in parte anche diversi, e Toscanini in realtà poi diresse veramente di tutto per il suo tempo, e chiaramente se pensiamo a Verdi, cioè, questo esempio è chiaro che Toscanini è un punto di riferimento, comunque insomma ha lasciato il segno, anche perché suonò in orchestra con Verdi che dirigeva, per esempio l'Otello, la prima dell'Otello alla Scala, insomma vedeva uno dei violoncellisti che era proprio Toscanini, e venne anche ripreso da Verdi stesso, per cui c'è una continuità che Furtwängler non ha magari con questo repertorio italiano e con certi autori italiani, che infatti non diresse. Però voglio dire, le sinfonie di Beethoven sono apprezzabili assolutamente entrambe, ho l'integrale tanto di Toscanini quanto di Furtwängler, e hanno caratteristiche diverse ma pur sempre apprezzabili, secondo anche quel che scrivo pure nel mio testo, cioè che alla fine sono interpretazioni diverse ma possibili. Ecco, la partitura offre anche questo, insomma, in generale le partiture consentono. E anche quando parlo di Bach, lo stesso, insomma, anche lì è questa ricostruzione del passato, come deve avvenire, questo specchiarsi nel passato, però con la consapevolezza che comunque noi viviamo in un altro tempo, insomma, quindi un'esecuzione definita e finita per sempre è impossibile, e anche bloccherebbe tutta la storia dell'interpretazione, cioè se avessimo già definito tutte le possibili esecuzioni non andremo più ad ascoltare nulla, e quindi crediamo sempre di poter sentire. Dopo magari non sempre capita, ecco, però ogni tanto sì, insomma, c'è qualche interprete che ci svela aspetti inediti o che non immaginavamo, non conoscevamo, di testi che abbiamo sentito e risentito tante volte. Un'ultima domanda. Sotteso a questo incontro-scontro fra Toscanini e Furtwängler, vi è una questione molto dibattuta, una questione che ancora oggi è molto dibattuta, e cioè se all'uomo di cultura, musicista, all'artista si possa perdonare una mancanza di impegno sul piano etico e sul piano politico, o cioè che l'artista, diciamo, è superiore a questo, come si sentiva Furtwängler, che riteneva di essere un interprete e un protettore anche della musica tedesca nel mondo, o se invece questi due aspetti non possano essere scissi nella personalità, in un'unica persona, non si possa scindere l'uomo etico dall'artista. Allora, io nel racconto che faccio a un certo punto prospetto questa scelta, anzi magari è legata all'amore, quindi evidentemente il mio pensiero in qualche modo è che anche una scelta etica si possa fare, e il mio personaggio a un certo punto, grazie all'amore, decide di scegliere, e poi questa scelta non va come dovrebbe, e il mio direttore
muore, questo possiamo dire, insomma, ecco. Quindi forse possiamo, se vogliamo leggere il testo sotto questo profilo, evidentemente se io ho fatto questa scelta, a livello evidentemente non ho fatto così consapevolmente, insomma istintivamente ho raccontato questa storia, l'ho fatta terminare in questo modo perché una scelta doveva a un certo punto essere fatta e forse lui l'avrebbe fatta, ma le cose non sono andate come dovevano andare e il mio Guglielmo muore nel 38, insomma, quindi non vede quel che succede dopo, insomma, ecco. Dopo, nella realtà, sappiamo come sono andati i fatti e quindi, insomma, se mi chiedete, ecco, il mio ripeto è un romanzo, l'ho preso come frutto della fantasia. Dopo, nella vicenda biografica dell'autentico Furtwängler sappiamo che andò a processo, poi a un certo punto venne anche assolto, ma andò a processo perché eravamo in un periodo in cui si giudicavano tutti gli atti, gli atteggiamenti delle persone. Dopo, nella sua vicenda personale c'è la vicenda che hai ricordato di Hindemith, poi la segretaria che ebbe e che conservò fino alla fine difendendola eccetera eccetera, che pure era stata, potrà essere perseguitata e a un certo punto però sì, effettivamente la perse e difese, fece tutto quello che era possibile, però indubbiamente scese anche a tanti compromessi, questo sì, perché insomma i concerti erano diretti e quindi insomma le testimonianze visive sono lì, insomma, quindi delle responsabilità morali, chiamiamole così, etiche, pur sempre ci sono, insomma, e quindi diciamo che auspichi che lui abbia fatto una scelta almeno dentro di sé. assolutamente, sì, il mio personaggio dentro di sé la scelta la fa e quindi la mia vicenda evolve in un certo modo. Poi voi sapete che gli artisti in generale sono molto egoisti e quindi non tutti, chiaramente sto dicendo ci sono alcuni casi di artisti che pur di raggiungere il loro obiettivo sono disposti a tutto, non è che lo rivedi io, insomma, questo si sa nel mondo del cinema o in qualsiasi altro ambiente, certe carriere sono fatte certamente con tanti compromessi, dopodiché giudicare non spetta a me o a noi, insomma, noi alla fine diciamo così, insomma, se uno è grande nella sua arte diamo un giudizio sull'arte, insomma, sugli aspetti pubblici e ufficiali. Certi aspetti biografici non sempre piacciono anche a me, nel senso che a volte evito di andare a indagare troppo nella vita privata di alcuni artisti perché certe cose non mi fanno piacere, ecco, questo devo dire la verità, certi comportamenti, così. Allora evito di indagare troppo e indago le opere e quello che ci hanno lasciato, questo sì. Dopodiché nel passato siamo più indulgenti perché sì, rispetto ad oggi, rispetto a un artista di oggi di cui critichiamo tutti i comportamenti, nel passato, se parliamo so, del 600 ma anche secoli più recenti, siamo più indulgenti su certi comportamenti morali, certi atteggiamenti, perché diciamo, si faceva così oppure era tollerato, eccetera, eccetera. Oggi non potremmo tollerare certe cose, naturalmente. Vogliamo dare al pubblico la possibilità di fare qualche domanda? Volentieri. Volete? Qualcuno desidera fare una domanda al maestro Merigo? Volevo chiedere, diciamo, io non ho avuto un suono ma chiedevo come mai ho fatto un romanzo, diciamo, discorsivo, un romanzo con personaggi e non è stato fatto forse, diciamo, un romanzo tipo un corso musicale, essendo, diciamo, un musicista si è ispirato più a una cosa letteraria di romanzo e non magari una cosa tipo un riassunto oppure una cosa di studio rispetto a una cosa di romanzo. Sì, allora sì, lo ribadisco e lo
forse non sono stato così sufficientemente chiaro. Allora, nella mia attività scrivo anche saggi e quindi ho una dimensione antropologica nella quale sono tenuto al rigore e quindi devo dire esattamente le cose come la ricerca scientifica ritiene venga fatto. Poi volevo scrivere un saggio, ma poi la penna ha preso un'altra direzione e ho cominciato a fantasticare su questo personaggio e ho detto beh, allora a questo punto, visto che è diventato un romanzo, mi prendo tutte le libertà del romanzo, non ho più nessun rigore e racconto quello che mi viene da dentro, anche perché evidentemente avvertivo questa necessità a un certo punto, visto che ho svolto per tanto tempo questa attività, anche scrivo tuttora insomma articoli, recensioni, presentazioni, saggi musicologici eccetera eccetera, a un certo punto ho detto mi prendo la libertà di scrivere quello che mi viene dentro. Avevo un'estate così tranquilla e mi sono preso la libertà di andare tutte le mattine in biblioteca a scrivere quello che volevo, quindi è stato un divertimento, un piacere, un divertimento farlo e non mi aspettavo che poi potesse essere pubblicato, ovviamente, intanto l'avevo scritto per me, poi a un certo punto ho avuto il coraggio di mandarlo a questo premio letterario che è stato ricordato prima della Panda Edizioni e destino voluto che venisse pubblicato. Allora, visto che è stato pubblicato, a questo punto lo presento e lo do al pubblico e non è rimasto così ancora. Allora, ecco, tra i vari ringraziamenti, allora ringrazio anche la libreria Ca' Foscarina che è qui rappresentata dall'amico Giangi che mi pare abbia delle copie, giusto? Quindi coloro che fossero interessati c'è il responsabile della Ca' Foscarina che ha lì delle copie per quanti desiderassero prendere questo volume che mi dicono, almeno gli amici, che si legge abbastanza scorrevolmente, ecco. La copertina è questo acquarello, abbiamo detto, di Roberto Sussberg, che rappresenta proprio la cascata di Badgerstein, perché allora Badgerstein è questa località di montagna dell'Austria, una sorta di cortina del passato dove non solo andavano Francesco Giuseppe ma anche l'imperatore tedesco Guglielmo II, ma ci andavano Toscanini e Furtwängler e quindi non è un caso insomma che io citi quel luogo perché è a poca distanza da Salisburgo e quando questi direttori dirigevano a Salisburgo, che come sapete è una città calda e umida, poi si prendevano qualche giornata di relax a Badgerstein e ci sono proprio le foto davanti alla cascata tanto di Toscanini quanto di Furtwängler, non assieme naturalmente però entrambi furono a Badgerstein e è una località rinomata anche per le terme e quindi il fatto che io abbia poi fatto svolgere una parte della vicenda lì è anche in questo caso verosimile, ecco. Che poi si siano incontrati Luciana e Guglielmo davvero a Badgerstein, devo dire la verità, poco mi importa per cui io ho voluto anche farli incontrare lì, non solo, e quindi c'è tutta una parte che si svolge lì. Comunque Furtwängler, per quanto riguarda il dato storico, fu a Badgerstein e andava a passare insomma queste vacanze in questa località amena che ho avuto la fortuna di conoscere tanto tempo fa e che ho continuato a frequentare pure io perché effettivamente sentivo un po' questa presenza di questi personaggi, ho cominciato a frequentarla prima di scrivere questo romanzo, quindi evidentemente tutte le cose si accumulano nella nostra mente e a un certo punto c'è bisogno di trasmetterle, di buttarle giù, se uno insomma, ha la possibilità, la capacità di scrivere, le scrive o le racconta o le dice a qualcuno e così è stato. Altre domande? Allora, è vero che in questo romanzo ci sono anche 2 pagine dedicate al tango
e questo l'ho fatto perché effettivamente durante un soggiorno che avevo fatto io a Wittgenstein c'era un ballerino argentino che aveva poi tenuto una lezione di tango nel salone di un albergo di questa località e avendo questo ricordo in mente di questo ballo, di questo tango lì a Wittgenstein, ho ritornato la vicenda alla fine degli anni 30 e per cui una sera in questo grande albergo c'è un'esibizione di tango e descrivo questa esibizione perché i miei amici sanno che ho anche questa passione e allora ecco, ho inserito queste 2 pagine dedicate al tango a Wittgenstein che, ripeto ancora, effettivamente è stato ballato a Wittgenstein da questo ballerino argentino e anche se non alla fine degli anni 30, ma come ho detto prima mi sono permesso insomma di lavorare con la mia fantasia, di far coincidere tanti eventi, tante cose, le sensazioni che ha ovviamente Guglielmo quando percorre questi sentieri, queste vie, sono tutti i percorsi e sentieri chiaramente che ho fatto con gli amici tante volte, ma che anche lo stesso autentico Furtwängler che amava la montagna e quindi amava queste passeggiate in montagna, sono sentieri che aveva fatto pure lui, quindi sicuramente avrà pensato e avrà ricevuto le stesse emozioni che descrivo io, anzi molte di più ne avrà ricevute vista la sua sensibilità. Io ho riportato quelle che ero in grado di poter riportare, ecco. Prego. Una piccola curiosità, sono stato anche quest'anno alla Cascaglia e con tristezza devo riconoscere che è stata modificata, è caduto una roccia e quindi il disegno che c'è è come quello che c'era allora, adesso non c'è più. Ecco, questo è avvenuto anche col cristallo proprio recentemente con le nostre Dolomiti. Purtroppo la natura sapete che non è così immutabile e quindi allora l'acquarello che qui abbiamo è proprio la cascata che Furtwängler vide, visto che appunto adesso ci viene segnalato che c'è stata una piccola modificazione naturale. E quindi ecco, a maggior ragione abbiamo una testimonianza d'epoca. Qualche altra curiosità? Allora mi chiedono quando ho cominciato a scrivere il romanzo, come è nata poi un po' l'ho detto, nel senso che allora questo è il mio primo romanzo. Da tempo pensavo di scrivere, come ho detto, secondo le modalità che avevo sempre adottato, cioè quelle musicologiche, quelle della critica musicale, quelle giornalistiche, e poi un po' alla volta ho cominciato invece a dire ma no, proviamo a vedere come potrebbe essere invece scrivendo un romanzo. Ci ho messo del tempo, allora vi posso assicurare, ecco, non è che l'ho scritto in 2 giorni, ecco, questo no, almeno io il primo romanzo non l'ho scritto in 2 giorni, no, magari forse qualcuno scrive così di getto, era una modalità di scrittura completamente diversa da quella che io ho sempre adottato. Poi la parte, diciamo, delle recensioni, la parte giornalistica è fatta di cose molto brevi, sintetiche, invece nel romanzo bisogna concedersi questa libertà anche descrittiva, dei tempi più lunghi, quindi è stato un esercizio anche questo, perché tante cose mi veniva da dirle in poche parole, nelle 30 righe, nelle 40 righe, che ne so, dello spazio giornalistico, e invece qui mi sono preso questi tempi lunghi di dire, le scrivo, senza nessuno che mi dica no, devi stare nello spazio, oppure che poi mi taglia perché sono andato oltre. Quindi è stato un piacere in questo senso di poter scrivere per me, secondo i miei tempi, secondo quello che desideravo, e spero, insomma, come ho detto prima, che trovi anche un po' di comprensione da parte dei lettori, ecco, una modalità comunque diversa rispetto a quella che mi apparteneva e che sotto la quale magari mi conoscono alcuni. Si è
sia paesaggi, sia della musica, sia delle persone, cioè c'è tutta una coerenza e un'armonia. Sì. Allora, certamente. Allora, sta parlando una pittrice che si chiama Luciana in compagnia di Guglielmo. Sì, abbiamo Luciana e Guglielmo, è uno scoop per la nostra platea. Allora, il caso ha voluto che questa coppia di amici, però in realtà posso dirlo, costituitasi tra virgolette dopo l'idea del romanzo, appunto, questa coppia è proprio formata da Luciana e Guglielmo. Non hanno nulla a che vedere con i protagonisti, ma non capita spesso di avere due nomi così, insomma, abbinati e accoppiati, per cui mai avrei pensato poi nella realtà che degli amici, però il destino ha voluto così e pazienza, ma penso che l'abbiano comunque gradita questa cosa, perché i due personaggi, comunque i due protagonisti, ripeto, incarnano valori molto, molto alti, molto nobili, e Luciana diceva adesso che nel leggere il romanzo ritrova tutta la mia personalità, eccetera, eccetera. Indubbiamente è chiaro che io sono io, nel senso che quello che racconto viene dalla mia esperienza, dal mio passato, dalle cose che ho ascoltato, dalle cose che ho visto, questo senz'altro, perché ripeto, come primo romanzo ovviamente qui non c'è nessuna intenzione di non so, non è che dovessi per un editore scrivere per vendere perché c'è un filone, perché non c'è nulla di tutto questo, quindi ho scritto quello che mi veniva di scrivere, insomma, senza pormi nessun problema, e quindi ovviamente ho parlato come mi veniva, insomma, senza pensare che doveva piacere, doveva essere pubblicato perché bisognava vendere, non so, non ci sono problemi di questo tipo, perché prego? E le? Tazzine? Ah, le tazzine! È vero. Questo è un altro particolare, sì, che avevo scordato. Allora, mi sono preso qualche piccolo piacere. Allora, degli amici, ecco, l'Annalisa, che è la moglie di Roberto, che ci ha dato l'acquarello, mi ha regalato due tazzine, una coppia di tazzine, nelle quali Giacomo Puccini poté sorseggiare, sì, il tè a Venezia. Allora, una cosa particolare che metto nel romanzo è questa presenza a Venezia di Giacomo Puccini. Se voi guardate in tutte le cronache ufficiali non troverete la presenza di Giacomo Puccini ufficialmente a Venezia, perché non venne mai a presentare una sua opera, non ci sono prime di Puccini a Venezia, né a dirigere o a presentare, insomma, anche delle repliche, se non delle prime, insomma, di sue opere, non risulta da nessuna parte. Eppure invece Puccini, dopo che Annalisa mi regalò queste tazzine che aveva ereditato e nelle quali appunto aveva bevuto Puccini, mi sono documentato, ho fatto delle ricerche e ho scoperto che privatamente, ovviamente, Puccini fu a Venezia, perché sembra impossibile che un grande musicista così non si recò mai nella nostra città. Ripeto, mai ufficialmente, mai nelle cronache ufficiali, ma privatamente e con una delle sue, insomma, anche Puccini è un po' come Toscanini, come Furtwängler, sono grandi amatori del Novecento, amavano molto le donne e vabbè. Era un'altra epoca, adesso sarebbero magari criticabili perché avevano comunque la moglie, no, non sto dicendo, è così, adesso non critichiamo perché anche Puccini, Toscanini ebbero sempre queste figure femminili, queste mogli presenti costantemente nella loro vita e poi tutte queste amanti, queste altre donne. Allora Puccini fu a Venezia con una delle sue amanti e fu ospite di un nobile veneziano e appunto quindi fu nella nostra città e prese questo caffè, anzi sono due tazzine di caffè. Vabbè, mi sono arrivate. Allora ecco, in una parte del romanzo racconto anche questo, cioè che Toscanini va in visita, insomma, da questa famiglia e beve nelle stesse tazzine di Puccini. E lì c'è la figlia del padrone di casa che, quando Puccini appunto fu loro ospite,
in qualche maniera rimase un po' sedotta, perché anche Puccini era un altro seduttore del Novecento, cioè, che piaceva molto. Poi sapete che era un uomo anche, si faceva arrivare le camicie dall'Inghilterra, era molto elegante, molto raffinato, insomma piaceva moltissimo, e questa ragazza rimase così in qualche maniera sedotta, e mise da parte queste tazzine, immaginando che sarebbero poi andate a qualcuno nato il 22 dicembre come Giacomo Puccini, e così fu, evidentemente, no? Ma c'è scritto qua 22 dicembre, per cui all'interno del romanzo chi legge con attenzione vede che c'è questo riferimento, perché così fu. Ma per puro caso, perché l'amica Annalisa mi ha regalato queste 2 tazzine, ritenendo che in qualche modo fossero, insomma, così destinate ad un musicista. Ovviamente io le lavoro sopra e ho inserito anche questo episodio. Però la cosa interessante è che la presenza di Puccini a Venezia, ripeto, non è così ufficiale, e invece fu a Venezia, e quindi lo metto qui nel romanzo. E addirittura cito anche, questo sì, ricerche molto, molto recenti, ho fatto a tempo così a trovare che non solo appunto privatamente fu a Venezia, ma penso anche di scrivere dopo Turandot, che è l'ultima opera, quella compiuta, e in realtà aveva già previsto di scrivere un'opera veneziana, l'ambientazione veneziana, che non fece tempo a scrivere. Allora, e questo en passant, insomma, lo metto anche nel romanzo, per cui ci sono tante cose ovviamente di fantasia, e altre invece che sono anche, se vogliamo, proprio di aggiornamenti così molto vicini a noi per quanto riguarda la ricerca. Però ripeto, questo è un romanzo, quindi va preso come tale, quindi i personaggi dicono, ragionano, raccontano quello che vogliono, senza nessuna pretesa storica o musicologica. Altre curiosità? Va bene, mi pare che... caspita, va bene, non volevo tenermi così tanto. Vi ringrazio, Cecilia Ramonica e Anna Della Sua.